Sono Dario, ho 30 anni, sono un artigiano, lavoro qui a Venezia ormai da 7 anni, qui nell'attività di famiglia, e tutti i giorni apro il mio negozio, questo vecchio bancone di legno che è uno degli ultimi rimasti qui a Venezia, un banco su binari che funziona a spinta, per cui ogni giorno porto la mia attività fuori al pubblico e qui sul mio piano di lavoro esprimo la mia attività. Inizialmente ho cominciato a lavorare qui per necessità, perché volevo aiutare la mia famiglia, poi nel tempo ho apprezzato sempre di più il mio lavoro e ho scoperto che il mio lavoro può essere anche preso come una missione, perché mi aiuta a mantenere vive le tradizioni di Venezia, mi aiuta a mantenere vivi i laboratori artigiani. In realtà a Murano non si fa solo una tecnica, ma nei secoli si sono sviluppate tantissime tecniche differenti, che possono essere il vetro sommerso con la foglia d'argento, con la foglia d'oro, piuttosto che il vetro soffiato, il mosaico, o vetri lavorati con la venturina, che è questo tipo di vetro impastato con la polvere di rame, per cui al cliente si deve dare anche qualche cenno storico e giustamente non si può pretendere che uno sappia già tutto, per cui è lavoro anche del venditore far conoscere le tradizioni dei lavori veneziani. È bella la trasparenza, anche perché comunque richiama, secondo me, anche elementi di Venezia. Nella trasparenza vedi l'acqua, c'è anche qualcosa della persona che lavora, perché comunque soffiando il vetro dai anche qualcosa di personale. Ecco, questa è sicuramente una delle più belle, perché è la venturina che viene soffiata, c'è una leggera trasparenza, però c'è tutto il lavoro di avventurina che non fa vedere completamente l'interno e l'esterno e dà un effetto di lucentezza molto che attira, insomma. Ecco, poi questo è il cristallo soffiato, che è tra i più venduti, insomma, molto facile poi da indossare. E questo invece è sempre soffiato, però poi lavorato a mola. E poi il classico soffiato nero, bianco e nero, con tantissimi colori, con la filigrana, che secondo me poi è il più bello di tutti, con la filigrana. È un posto dove quando ritorno, che non so, scendo con la Liraguna, le fondamenta nuove vicino a dove abito, o scendo a Piazzale Roma, quando entro dentro sempre sono a casa, per cui è la mia base preferita, dove poi andare a conoscere il mondo. Al momento abbiamo sempre mantenuto la nostra linea, poi abbiamo comunque un range di prodotti molto ampio, per cui riusciamo ad avere dei prodotti a basso costo, però sempre realizzati locali, qui di Venezia, fino a pezzi più importanti, per cui diciamo che è un range che può partire dai 7 euro fino ai 300-400 euro, per cui c'è una scelta molto vasta, insomma, per i clienti. Per il momento riusciamo a mantenere questa situazione. E il messaggio per chi viene a Venezia può essere di abbandonare la guida o la mappa e di perdersi per la città e non visitare solo Piazza San Marco e Rialto, anche se io sono a Rialto, dico una cosa, e di perdersi per la città, vedere anche i luoghi più esterni e spesso anche affascinanti, che non solo farsi il mordi e fuggi giornaliero Rialto San Marco casa, fermarsi qualche giorno.